Summerfest è questo evento organizzato dal comune di Costermano, ai quale ovviamente faccio i complimenti all'assessore Buglio per un evento che raccoglie di fatto tutta la comunità, le famiglie, i bambini, i meno giovani, in un momento di divertimento, di allegria, con musica, con piatti tipici, che dobbiamo ricordare sempre anche la promozione del territorio da questo punto di vista, e con un'attenzione particolare alla solidarietà, coinvolgendo tutte le associazioni del territorio perché possono essere non solo protagoniste in questi giorni, ma poi tutto l'anno per la grande attività che fanno di solidarietà e nell'ambito del sociale del territorio stesso. Per cui l'invito è andare a partecipare dal 30 maggio al 2 giugno a Costermano nel parco, che ovviamente vi darà soddisfazione e ci sarà possibilità per tutti di avere, diciamo così, spazio, divertimento, ma soprattutto incontrare anche delle persone, oltre a ovviamente un intrattenimento di gran qualità. Oggi voglio ringraziare in primo luogo Alberto Bozza per averci dato la possibilità di essere qui. Oggi è la prima volta anche per il comune di Costermano sul Garda di avere la possibilità di essere qua in regione. Abbiamo ideato questa manifestazione per sostenere le nostre associazioni del territorio, le quali durante l'anno useranno questi proventi per le attività a Costermano sul Garda. Vogliamo ricordarle queste associazioni? Esatto, allora sarà presente il comitato di Albarè, il comitato di Castion Veronese, il comitato di Marciaga, l'associazione genitori di Albarè, Marciaga e Castione Costermano, la polisportiva Consolini e l'Avis comunale del comune. Agli orari dalle 18 alle mezzanotte, tranne il sabato sera che sarà fino all'1 di notte, Parco dell'Amicizia dei Popoli, uno dei parchi più belli del nostro territorio. Un evento importante per il territorio gardesano, quindi sicuramente per quello di Costermano, ma che si estenderà su tutto quello che è il lago di Garda, e ci aspettiamo numerosi visitatori anche da fuori comune, ma soprattutto anche da fuori regione. Il cartellone, come si può vedere, è di notevole importanza. Inizieremo con Jerry Calà, con lo spettacolo Una vita da libidine, per seguire poi con Voglio tornare negli anni 90, un noto format italiano che comunque ha un notevole richiamo anche in termini numerici di pubblico, e la serata con Albi Band, quindi con un repertorio a 360 gradi, e per chiudere poi la rassegna insieme a Corrado Iano, diciamo i numeri uno a livello italiano e europeo e sulla sfera Afro Music. E quindi un cartellone diversificato, un cartellone che abbraccia diverse età. Non mancherà l'offerta per le famiglie, quindi un ampio Luna Park, e il martedì un format che si chiama Coltiva Tu, legato ad avvicinare fondamentalmente i bambini a quello che è il mondo della natura, con attività esperienziali e laboratori. Ci sarà un'area handmade per le giornate del 1° e 2 giugno, si svolgerà tutto dalle ore 18 alle 24, ad eccezione del martedì che sarà tutto il giorno, e la serata di sabato fino alle ore 1. Tutte le informazioni su Costermano Summerfest, i social ufficiali. La parte culinaria sarà curata dalle associazioni locali, e quindi ci sarà un menù molto diversificato con tantissimi piatti proposti, e garantisco anche la qualità di questi piatti proposti perché sono veramente bravi, e quindi anche, diciamo, a livello di palato si troverà sicuramente conforto in questa 4 giorni di rassegna.